Si corre domenica prossima, 15 settembre, il trofeo podistico Città di Favara, giunto alla quarta edizione e quest'anno affiancato al Memorial Agostino Fanara, podista favarese prematuramente scomparso proprio durante una corsa di allenamento. Ad organizzare l'evento sportivo, che è anche valido come sesta prova del Grand Prix provinciale di Agrigento, sono le associazioni sportive Favara Runner e Fradici Runner, con il patrocinio del comune di Favara. Ieri sera nell'aula consiliare la presentazione della gara, un percorso cittadino di 1,5 km da percorrere 4 volte per un totale di 6 km. Partenza e arrivo in piazza Cavour, dove gli atleti riceveranno i numeri a partire dalle ore 8:30 e quindi la partenza della gara fissata per le 9:30. Oltre 200 gli atleti iscritti provenienti da diverse parti della Sicilia e anche da fuori regione. La gara podistica sarà anche occasione per la promozione del territorio di Favara. Ma sentiamo le interviste. Allora, il quarto trofeo podistico Città di Favara è stato inserito all'interno di un Grand Prix provinciale di cui fa parte anche Favara. Abbiamo scelto proprio la data di settembre e io lo voglio dire con orgoglio proprio perché Agostino questo giorno è nato, anche se è stato registrato il 16 di settembre. Quando mi hanno proposto questa possibilità ho detto subito sì. Quindi abbiamo deciso di organizzare nuovamente questa gara, il quarto trofeo podistico Città di Favara. Dedicarlo a lui con grande affetto. Dedicargli un memorial con grande affetto, visto che amava così tanto la corsa. Che gara sarà? Sarà una bella gara, ci divertiremo e ci sarà tanta gente in giro. Spero che i favaresi non faranno mancare mai, come sono sempre stati, il loro calore e la loro vicinanza, e abbiamo bisogno di un bel pubblico. Noi siamo pronti, ci stiamo dando tanto, siamo stati invitati a partecipare a questa manifestazione e cercheremo di dare il meglio anche noi. Parliamo anche dal punto di vista tecnico, i chilometri, la difficoltà di corsa, quello insomma che prevede questa grande giornata di sport. Sì, è un percorso tecnico che si dislocherà su un percorso di circa di 6 km con 4 giri di 1,5 km ciascuno. È un percorso molto tecnico perché prevede delle salite e di conseguenza anche delle discese. Il percorso partirà dalla piazza Cavour, così come è stato sempre per la quarta volta, quindi attraverserà tutta la città, arriverà fino alla farmacia di Pannino per poi risalire e ritornare in piazza passando dalla chiesa madre. Una bella gara per oggi. Premi per tutti? Per tutti, sì, per tutti, e premi speciali poi alla fine abbiamo. Abbiamo il primo assoluto per i maschi e la prima assoluta per le donne. E poi un premio speciale. Quest'anno abbiamo pensato, facciamo delle riunioni e nelle riunioni si trova sempre, amalgamiamo tutti i nostri pensieri. Abbiamo una coppa speciale e verrà data a chi arriva in assoluto nella categoria 50, la categoria del nostro Agostino Fanara. Ma voi siete già pronti? L'allenamento è a buon punto? Che intenzioni avete? Sicuramente di fare una bella figura e di portare tante amici di fare una bella gara. Saremo tutti. È un evento bellissimo, è un ricordo che rimarrà a tutti veramente, con il cuore. L'ennesima iniziativa che si riprende grazie alla collaborazione con i privati e le associazioni. Oggi grazie ai Fradici Runners e ai Runners di Favara stiamo riportando una gara che è la quarta edizione ma che da tempo non si realizzava più. Sarà un modo per poter essere nuovamente al centro dell'attenzione, come è stato fatto per la festa di San Giuseppe, per la fiera, la sagra, come è stato fatto l'anno scorso con lo slalom Città di Favara, che verrà ripetuto anche quest'anno. Abbiamo nuovamente la possibilità tramite lo sport di dare una vetrina alla nostra città per farsi vedere fuori, per la gente da tutta la provincia, dalla regione ma anche da fuori, da Massa Carrara, dalla Germania. Sarà una gara con più di 200 partecipanti, quindi avremo modo di poter dare la migliore immagine possibile della nostra città ed è anche un momento di promozione. Una cosa importante è ricordare il lavoro svolto di queste due associazioni, quando sia io prima di essere in questo momento amministratore della città, che vederli adesso in azione, diciamo che è veramente molto emozionante. Tutto quello che loro sono riusciti a fare nel tempo lo abbiamo visto, lo vediamo ancora in città perché ci sono diversi segni che hanno lasciato alla comunità.
ricordiamo il defibrillatore in piazza Cavour, ricordiamo le diverse iniziative, la 5.30, ricordiamo anche diverse promozione di non solo a livello sportivo ma anche di carattere culturale, sociale, che comunque hanno dato sempre un beneficio, un grosso beneficio alla nostra comunità. Oggi devo dire che li ringrazio personalmente sia a nome mio che tutta l'amministrazione comunale perché l'impegno profuso nel tempo possiamo dire che oggi ci troviamo diversi vantaggi e ne sono veramente grato di tutto quello che loro riescono a fare e che ancora con loro, con il nostro impegno riusciamo ad ottenere.